Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Alessandro Bisiol, allenatore del Sandona 1922. Innanzitutto, mister, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie a voi. Allora, mister, lei appunto, la chiamiamo così, mister, perché è l'allenatore di questa squadra, però vanta nel Sandonà un passato da dirigente. Ma andiamo con ordine. È recente la fusione di varie società di calcio, Sandonà 1922, Calcio Sandonà e Calcio Don Bosco. Innanzitutto, le motivazioni che hanno portato a questo nuovo sodalizio. Le motivazioni sono tante. Diciamo che 2 anni fa abbiamo intrapreso un percorso per portare a Sandonà un'unica società. 2 anni fa abbiamo fuso le 2 società Don Bosco e Sandonà e da quest'anno abbiamo ulteriormente fuso anche l'altra società che era il Calcio Sandonà di Daniele Dorigo, che attualmente è diventato il nuovo presidente. Quindi di 3 società ne è rimasta una sola. Come è venuto per quanto riguarda lei il suo passaggio da dirigente ad allenatore? Devo intanto ringraziare la proprietà per avermi dato questa opportunità. Diciamo che negli ultimi anni tra responsabile del settore giovanile, il direttore sportivo della prima squadra e comunque direttore generale della società, quest'anno è stata fatta una scelta diversa anche da parte mia, una scelta di cuore. È chiaro che mi sono messo in discussione, comunque sarò coadiuvato da uno staff importante, con me ci sarà Vincenzo Siciliano, ex udinese, Andrea Fiorin che è preparatore atletico, Andrea Val, preparatore di portieri, quindi uno staff molto giovane che mi darà una grossa mano. Per quanto riguarda l'allestimento della squadra, come sta andando? Diciamo che il nostro mercato è ormai chiuso, abbiamo cercato di ringiovanire anche la squadra, comunque è un progetto giovane, l'età media nostra è molto bassa, abbiamo cercato di rinforzare in quasi tutti i reparti con dei ragazzi che siano comunque vicini al nostro progetto. Vi siete dati un obiettivo per quanto riguarda la classifica? L'obiettivo comunque quest'anno, un anno zero, è quello di mantenere la categoria. È chiaro che qualsiasi risultato in più è ben accetto per tutti, però bisogna stare sempre con i piedi per terra e profilo basso, perché quest'anno sarà un campionato molto difficile, con tante compagini che si sono rinforzate, per cui non sarà facile raggiungere certi risultati, ecco. Quali saranno in particolare, a parer suo, le compagini più temibili? Il Conegliano, neopromossa, si è rinforzata molto, l'Upitergina, il Lia Piave potrà essere una sorpresa. Diciamo che il Portogruaro adesso credo venga ripescata, quindi già una concorrente di meno. Comunque saranno queste, il Porto Mansuè, che da anni lotta per raggiungere la D. Insomma, ci sono tante compagini, credo di non aver dimenticato altre squadre, insomma ce ne saranno ancora, ecco. Per quanto riguarda, visto che la fusione interesserà anche a scopo rafforzativo il settore giovanile, quali sono gli obiettivi appunto per questo settore? La proprietà ci tiene molto al settore giovanile. Quest'anno è stata rinforzata con l'acquisizione di 2 figure nuove, un responsabile tecnico che è Gabriele Rado, ex Uneo Pro,
e l'altro è il responsabile del settore giovanile, che è Marcello Benedetti, ex Mestre, ex Martellago. È chiaro che saranno anche per loro un anno zero, quindi si ripartirà da zero. Comunque il settore giovanile del San Donà era già diciamo a buon punto con le categorie elite, quasi in tutte le categorie, ecco. Per quanto riguarda invece la piazza sandonatese, come è stata accolta questa fusione da parte della gente, da parte dei tifosi? Ma io credo che, essendo anch'io di San Donà, si respiri molto entusiasmo. È chiaro che l'entusiasmo non deve trascendere alla forte aspettativa che ci sarà. È importante perché comunque San Donà è una piazza importante. Con i tifosi, gli ultra, abbiamo un buon seguito anche alle partite in trasferta, quindi credo che San Donà meriti comunque una categoria diversa da quella dell'eccellenza, però ci aspetta un duro lavoro e speriamo tutto vada per il meglio. Un'ultima cosa, mister, non chiedo mai a nessuno promesse, però un messaggio che vuole dare finora appunto ai tifosi, alla piazza. È chiaro che da parte nostra ce la metteremo tutta per cercare di far divertire sta piazza, che ormai è comunque tanti anni che non respira il calcio vero. Noi ce la metteremo tutta da parte nostra. Tutto qua. Chiarissimo. E dunque ringraziamo Alessandro Bisiol, allenatore del Sandonà 1922, per essere stato con noi. Grazie a lei.